L'archeastronomia è la scienza delle pietre e delle stelle, la disciplina che studia gli orientamenti di antichi edifici in funzione di fenomeni celesti. Possiamo anche dire che è la disciplina che studia il rapporto tra uomo, architettura e cosmo nell'antichità. Questa scienza nasce in Inghilterra a metà dell'Ottocento con il grande matematico ed astronomo Sir Norman Lockyer, ma negli ultimi anni anche in Sicilia sono stati condotti studi di archeastronomia. A livello internazionale si parla di skyscape archaeology, ad indicare come ormai sempre più frequentemente nei siti archeologici si studia il paesaggio celeste. In Sicilia due siti sono stati protagonisti di due straordinari studi di archeastronomia. Il primo è l'Argimusco, l'altopiano che sorge tra Monti Peloritani e Monti Nebrodi, dove ci sono delle rocche con forme antropomorfe, zoomorfe di rara suggestione, e lì si può praticare l'astronomia degli orizzonti. In particolare si può osservare la Rocca Novara che si staglia all'est geografico e si può vedere il sole che sorge agli equinozi di primavera e d'autunno. L'altro luogo invece che da un anno circa è stato studiato da me insieme alla professoressa Elizabeth Riordan dell'Università di Cincinnati è il sito della Mukulufa che vedete alle mie spalle, ed in particolare il santuario, il cosiddetto santuario. In questo luogo dell'antica età del bronzo ci sono infatti un villaggio, una grande necropoli con più di 200 tombe a grotticella e un'area sacra. Ed è proprio questa che è stata protagonista del nostro studio, dato che abbiamo scoperto che l'asse di questo luogo è legato all'alba del solstizio d'estate, e quindi i nostri antenati più di 4.000 anni fa salivano su questo santuario per lasciare offerte alle divinità celesti.